Lacrime di rabbia per una fine assurda. Così hanno aspettato che il feretro di Gloria Signonato, la tredicenne morta dopo un incidente stradale mentre era in bici, entrasse nel piazzale antistante la parrocchia di Santa Maria dell'Assunta, in piazza all'Arma dei Carabinieri. Centinaia le persone arrivate non solo da Casale sul Sile, piccolo centro del Trevigiano, ma anche dai paesi vicini per dare l'ultimo saluto alla ragazza gentile e dal sorriso bello come il sole. Su un banchetto all'ingresso della chiesa c'era la sua foto con su scritto «Ora scriverai per gli angeli e nuoterai tra le stelle» e un libro dove in molti hanno lasciato un commento per ricordarla. C'erano gli amici di scuola, la squadra di pallavolo dove giocava e tanti altri. Un silenzio rigato dai pianti dei ragazzi che hanno voluto accompagnare fino all'ultimo viaggio la salma di Gloria coperta da fiori colorati. 5 giorni di agonia e il cuore che si ferma. La tragedia colpisce la famiglia Signonato, ancora oggi incredula e distrutta per aver perso la loro figlioletta. Sfilano mamma Oriana e papà Marino dietro la bara, per poi chiudersi nel loro dolore accanto a Gloria al centro della navata della chiesa. E oggi possiamo dire quanto ci manca, quanto importante è stata la sua presenza, vulcanica, dirompente, così come sapeva essere, discreta, attenta a tutti. Un'omelia, quella del parroco, a tratti interrotta dai pianti. Un'omelia intrisa di affetto nel ricordare la piccola Gloria morta troppo presto. Era una promettente studentessa e le piaceva la scrittura, tanto da essere premiata al concorso letterario Tu, io e i mondi possibili. Una storia dal finale maledetto che ha lasciato la comunità senza la loro figlia prediletta.